Vi racconterò oggi, come a Natale, le storie di coloro che hanno saputo realizzare i loro sogni, quelli che dentro avevano un'idea, alla quale hanno saputo dare ascolto. Storie di gente che ha saputo rimboccarsi le maniche. Capiremo qual è stata la chiave del loro successo. Storie di chi, con il passare del tempo, ha visto trasformarsi il futuro, qui, a Vigonza. Alle mie spalle il teatro Quirino De Giorgio, cuore pulsante della città di Vigonza, dove ci aspetta il vice sindaco Damiano Gottardello. Cuore pulsante di una grande città. Qui tutti gli eventi più importanti, anche ieri sera uno. Ieri sera abbiamo premiato le eccellenze dello sport dei nostri ragazzi, delle nostre associazioni di Vigonza. Ed è un punto di partenza di quello che sarà un domani il cittadino di Vigonza, che sarà il politico, l'artigiano, il commerciante. Eccellenze non solo sportive, ma anche imprenditoriali qui a Vigonza, una grande storia. Vigonza ha un tessuto produttivo ricchissimo, abbiamo 2200 partite IVA e di queste 300 sono commercianti. Commercianti che hanno nel loro percorso, molti di questi, una grande storia e molte generazioni alle spalle. Il presente e il futuro arriva in virtù di un grande passato con tante storie da raccontare. Andiamo Lina. Nel 1939 Gino Micaglio, papà di Ornella, apre il primo negozio di ottica qui, a Vigonza. Arriva la seconda guerra mondiale, l'attività viene interrotta per riprendere a fine degli anni 50. Buongiorno Ornella, Buongiorno. Arrivano gli anni 50 e si riapre il negozio. Certamente, mio papà riapre il negozio, Ponte di Brenta, Vigonza e Villanova, apre delle succursali e questa voglia di fare, voglia di imprenditoria già all'epoca innovativa, fa sì che i negozi abbiano la loro identità. Per cui io comincio a lavorare in quegli anni e di conseguenza il negozio si sviluppa, il negozio va avanti e c'è tanta voglia di fare e di sviluppare un lavoro che piace veramente a tutti. Ornella, da dove arrivava questa grande voglia di fare? Arrivava dalla rivincita della guerra? Vedevate già un futuro o era incerto? Cosa vi spingeva in avanti? Allora, è lo spirito di mio papà, perché mio papà era un innovatore già a quegli anni e di conseguenza ha trasmesso a me e ai miei fratelli questa voglia di questi negozi, di questo spirito di fare le cose fatte bene e entrare in questo mondo dell'ottica così in maniera preponderante. Com'è cambiata l'ottica in questi ultimi 80 anni? Allora, l'ottica di 80 anni fa era completamente solo per poter ingrandire le immagini. Invece il sistema della visione adesso è totalmente dare al cliente una nuova vita ed praticamente una nuova immagine del mondo. Nuova vita e nuove generazioni, la terza. Certo, la nuova generazione e tutto quello che ci sta dietro con un'immagine professionale di altissima qualità me la dà mio figlio Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Il vostro punto di forza, qualcosa che c'è in più al giorno d'oggi rispetto a una volta. L'attenzione continua con una passione nei confronti del cliente. Innovazione in termini di soluzioni, di prodotto, di strumentazione, di tecnologie nuove e soprattutto tanta ricerca nel capire le esigenze delle persone, sia quelle espresse che quelle inespresse. Tutto per il cliente.
un tutto fatto di... Dall'analisi visiva alla realizzazione dell'occhiale. È il 1966 e il papà e la mamma di Monica decidono, su consiglio di una zia, di aprire questa piccola merceria, attiva anche al giorno d'oggi. Ciao Monica! Benvenuta Ida, buongiorno. L'attività è nata nel 66 su consiglio di una mia zia che ha consigliato ai miei genitori di aprire questa attività. Mia zia già aveva un negozio, quindi li ha incoraggiati e hanno intrapreso questa avventura. E c'era mia mamma in negozio che lo gestiva e poi pian piano ha lasciato il testimone a me negli anni 80 e siamo arrivati fino a qui. Cose sono un po' cambiate da 40 anni, anzi 50 anni a questa parte, e è cambiato il paese, sono cambiate le persone, però è un'attività che ancora funziona, insomma. Nei tempi l'attività è cambiata perché appena sorto il negozio c'erano anche altri articoli dentro, si vendeva un po' di tutto. Adesso si è più specializzato su merceria, sull'abbigliamento e sull'intimo, mentre una volta era un punto di riferimento dove le persone venivano e trovavano un po' di tutto. Sì, è cambiato anche il tipo di clientela perché diciamo che 50 anni fa nelle case tutti avevano una macchina per cucire, tutte le mamme cucivano, mentre adesso sono in poche. Ci sono ragazze sì che adesso intraprendono, fanno corsi di taglio cucito, allora ecco che vengono, comprano gli aghi, gli spilli, le cerniere, i bottoni, tutto quello che serve per confezionare un abito. Il piccolo negozio come il mio si distingue dalle grandi catene dei centri commerciali perché c'è più cura per il cliente. Il cliente magari passa non solo per comprare, ma anche a volte solo anche per un saluto, per sentire così come va, e ci si saluta in amicizia e quindi c'è un riguardo in più per la persona. È un lavoro che mi ha dato tanta soddisfazione e ci ho messo tanta passione, che è quella che traina tutto. Ringrazio tutti i miei clienti, vecchi, quelli più nuovi, e se qualcuno ancora vuole venirmi a trovare, io sono qui e li aspetto con piacere. Marchioro Luigi è colui che ha fondato questa antica pasticceria, punto di riferimento per tutti i vigontini. Cose buone ma anche cose belle che porteremo nelle vostre case, sì, ma prima ci aspetta Filippo Pastore. Buongiorno Filippo. Ciao. È Natale qui a Vigonza. È Natale e come puoi vedere a Vigonza è un bellissimo Natale. Vigonza ha un tessuto imprenditoriale molto diffuso, soprattutto per quanto riguarda i negozi di prossimità, che sono i negozi che rendono bella la città. A Natale le persone sono persone e non sono numeri, perché vengono accolte dai nostri commercianti ricevendo tutta la qualità che noi nel nostro territorio, grazie a loro, riusciamo ad offrire con i loro prodotti tipici, con tutta la loro qualità, con tutta la loro giovialità e lo spirito natalizio che contraddistingue Vigonza rispetto anche a altri luoghi. Vigonza, una città dalle antiche origini, dalle grandi industrie e anche dai negozi, dalle attività molto interessanti perché tutte dotate di una grande storia. Sì, una storia che questa è proprio una grande caratteristica, una storia che si tramanda perché molte attività hanno anche più di 50 anni e si stanno tramandando da padre a figlio, quindi le generazioni continuano. Cosa significa questo, Ida? Significa che investire a Vigonza nel commercio è importante perché si hanno risultati, questa continuità lo dimostra. Infatti molti giovani stanno venendo a Vigonza ad investire per aprire nuove attività, per cui c'è una grande storia
ma un'imprenditoria giovane che si sta facendo avanti. Portiamo come esempio questa attività. Dove siamo noi adesso? La pasticceria Marchioro, grande storia e famosi per il catering e i matrimoni, credo, in tutto il Veneto. Andiamo a conoscere la sua titolare. Certo. Era il 1963 e il Papa Luigi era un semplice operaio della Montedison, a cui nasce un fuoco e un'idea dentro, vero? Certo, si era stancato di fare l'operaio, di alzarsi presto la mattina e volevo fare qualcos'altro. Avevo una famiglia che stava nascendo e è andato in comune, non sapeva fare nulla. Ha chiesto al sindaco cosa mancava nel paese. Cosa mancava nel paese? Questa è stata la sua domanda. Come posso essere utile? E il sindaco ha detto una fioreria e una pasticceria. E lui ha scelto la pasticceria. Certo. Da lì è partito. È partito con una piccola pasticceria, ma adesso noi abbiamo una grande. Per le cose, vendeva le caramelle con una cassetta davanti alla chiesa e dopo è partito. Quindi prima vendeva le caramelle davanti alla chiesa con una piccola cassettina, poi E a fianco ovviamente c'era la fioreria della sua amica perché erano in competizione. Lei è partita con la fioreria, dopo lui si è spostato dalla chiesa ed è venuto qui. E il palazzo di là era la sua amica e lui era di qua. Bella, che bella storia. Quindi si sono anche aiutati. Perché quando lui voleva fare una cosa lei li imitava e viceversa. Quando lei faceva una cosa lui la faceva. E al giorno d'oggi cosa abbiamo qui? Una meraviglia. Quanti metri quadri e cosa si propone al pubblico? Cosa si propone qua? Qui abbiamo la pasticceria, poi abbiamo aperto la ristorazione sopra e poi siamo partiti con i piccolini rinfreschi. Tutti prodotti fatti Da noi ovviamente, adesso stiamo puntando al chilometro zero, nel senso di usare materie prime del luogo, abbiamo preso dei vigneti più vicino per avere il vino del posto e puntiamo soprattutto sulla qualità. Quindi lo spirito imprenditoriale del papà è rimasto, che è stato passato anche ai figli. Anche ai nipoti. E sembra anche ai nipoti, quindi è proprio vero quando si dice che il sangue non è acqua. Eh no, certo. Il nostro viaggio con chi è riuscito a creare qualcosa di straordinario naturalmente continua nella prossima puntata, qui da Vigonza e nel suo magico Natale. Buona serata.